via il nuovo governo regionale. Si tratta del terzo esecutivo presieduto da Raffaele Lombardo, con un'importante novità: l'entrata in vigore della riforma della regione, con 12 assessorati che cambiano nome e in buona parte anche competenze. Un governo, insomma, che punta molto sulle riforme. Basta così, ora riorganizziamo questa macchina, garantiamo chi c'è perché si possa produrre al servizio della Sicilia. Le altre sono dietro l'angolo. Credo che la commissione presieduta dall'ex prefetto Cancelleri ha redatto l'aggiornamento del piano dei rifiuti. Noi lo apprezzeremo in giunta e lo attueremo. Io mi prefigo di infilarlo, tra virgolette, in una legge che tutta l'Aula dovrà considerare e modificare, per carità. Ogni apporto e ogni proposta sta bene. Dobbiamo certamente adottare questa legge di riforma e di semplificazione burocratica, ma gli altri punti importanti, come quello della formazione, sono anche riforme fondamentali